A partire dal 6 dicembre fino al 29 febbraio 2020, Nuoro sarà la capitale del fumetto in Sardegna. Un albo a fumetti composto di 4 storie è frutto di una residenza artistica svoltasi ad aprile a Nuoro, un grande contenitore artistico presso il Museo del Costume di Nuoro che darà spazio a circa 40 professionisti del fumetto sardo e a 150 opere, masterclass aperte al pubblico e laboratori per ragazzi. Questo e molto di più sarà Cadacontu, Festival del fumetto in Sardegna, organizzato dall'ISRE sotto la direzione artistica dell'artigiano di storia nuorese Emanuele Mureddu. Una nuova missione dunque per l'ISRE che pone il suo sigillo su questa mostra per raccontare, diffondere e promuovere il valore culturale e l'importanza storica del fumetto in Sardegna. L'ISRE ha individuato nel fumetto una forma direi innovativa, anche se molto radicata, per descrivere la realtà, anche la realtà sociale, comunque una forma d'arte importante sulla quale non poteva ovviamente non manifestare tutto il suo interesse, per cui attraverso la direzione artistica di Emanuele Mureddu ha deciso di dar vita a questo festival, un festival antologico del fumetto in Sardegna che fotografa la realtà del fumetto in Sardegna. Un progetto finalizzato a rappresentare al meglio la biodiversità artistica del fumetto in Sardegna, per il quale Mureddu ha immediatamente individuato nell'Istituto regionale etnografico il naturale interlocutore. Grandi nomi storicizzati saranno esposti a fianco a nomi emergenti per presentare una fotografia degli ultimi 20 anni del fumetto sardo e per cercare anche e soprattutto di capire dove quest'ultimo stia andando.